l'evento dell'omicidio Fava, al momento in cui ha reso dichiarazioni nel maggio del 93, mi pare, ha reso dichiarazioni sull'omicidio Fava, lei ha consapevolezza se altri collaboratori di giustizia hanno reso dichiarazioni su questo omicidio ed eventualmente quali furono le reazioni della vostra organizzazione a queste notizie? Lei ha reso dichiarazioni nel marzo del 93. Ha capito la domanda? Cioè io le chiedo se tra l'omicidio Fava e il momento in cui lei ne parla, nel marzo del 1993, se lei ha avuto notizia di altri collaboratori di giustizia che abbiano reso dichiarazioni sull'omicidio Fava ed eventualmente quali siano state le reazioni del gruppo alla propalazione sulla stampa di notizie relative a questo fatto. Allora, notizie attraverso che qualche collaboratore di giustizia è venuto da me a raccontarmi che aveva emesso delle notizie dell'omicidio Fava, lo escludo categoricamente perché con me non si è incontrato mai nessuno, escludendo i colloqui che ho fatto con Claudio Samperi nel carcere di... Io ho detto, mi scusi Grancagnolo, ho fatto riferimento alle notizie, se lei è al corrente di notizie di stampa su dichiarazioni di collaboratori di giustizia sull'omicidio Fava ed eventualmente le reazioni della vostra organizzazione, se lei ne è al corrente, le reazioni della vostra organizzazione a queste notizie. Io, queste notizie, una volta ci è stato detto che c'era un collaboratore di giustizia di Catania, attraverso la stampa, che parlava dell'omicidio Fava, che accusava Marcello D'Agata, che Marcello D'Agata si aveva confidato con lui penitenziario, dicendo che lui ne sapeva che era colpevole dell'omicidio Fava. Questo so attraverso la stampa e questo sto dicendo. E le reazioni della lei sa se ci furono reazioni, qualcuno espresse considerazioni su queste notizie, su queste propalazioni? No, nessuno si lamentava, solo di questo collaboratore di giustizia dicendo che era un pazzo che diceva queste cose in giro. Io che sapevo già la realtà e la verità, che quella sera l'ho visto io partire per l'omicidio Fava, dentro di me mi mettevo a ridere quelli che mi raccontavano queste cose, me ne facevo una risata, perché loro volevano archiviare a tutti quanti, quelli che non sapevano di questo omicidio, di fare capire che loro non ne sapevano dell'omicidio Fava. Ma chi era che faceva queste considerazioni? Ma tutte le appartenenti sia di Sandoval sia di Pulverenti facevano tutte queste discorsi così. Lei di Cortese ha sentito parlare? Cortese? Cortese, sì. Io ho sentito parlare di Concetto Cortese, che è stato imputato anche di questo processo, diciamo, dell'omicidio Fava. E ci sono stati commenti nella vostra organizzazione in merito a queste indicazioni relative al processo? Vi posso dire che c'era Piero Puglisi e Pufferenti che erano a disposizione del padre, che lo mandavano a chiamare qualche volta, si hanno incontrato attraverso che cosa ne aveva di bisogno, che il figlio era detenuto, però non ci hanno detto mai, almeno davanti alla mia persona, di questo omicidio di Fava. Che il figlio era imputato per l'omicidio Fava, loro si hanno messo a disposizione che sono sicuro che ci hanno dato anche i soldi degli avvocati, gli mandavano i soldi, che lui era detenuto. Dico, commenti sul fatto che il Cortese fosse imputato per questo omicidio ne ha sentiti? No, commenti no, non ha sentito nessun commento. No, altre domande? Presidente, proprio il pubblico ministero non so se ha finito. Basta. Allora, avvocato Russo. Dicevo, Presidente, proprio in esito a quest'ultimo intervento... Scusi, c'è l'avvocato di parte civile. Sì, non so se l'intervento dell'avvocato Russo è in relazione alle cose dette adesso o richieste dall'avvocato, dal pubblico ministero. Si riferisce all'omicidio Fava, il suo intervento, avvocato Russo? Perché vorrei... Stavo proprio per dire
che per quello che mi consente il codice, solo in relazione a quest'ultimo intervento, intendevo porre una domanda. Ma si inserisce la parte civile. Sì, proprio Che aveva peraltro già detto di non avere nulla da esaminare, ho capito. C'è un recupero. Prego. Grazie. Avvocato Scudieri. Vincenzo Scudieri, difensore di parte civile. Signor Grancagnolo, ricorda quante volte lei si è recato nel terreno di Alfio Longo, detto Alfio Giamma? Quante volte mi ci sono recato? Sì. Assai, avvocati, non ci posso definire quante volte mi sono recato in quel terreno là. Le volte che lei si è recato nel terreno di Alfio Giamma, quante volte è stato identificato da carabinieri o polizie? Una volta solo. Ricorda l'epoca? L'anno? Quando L'ho accadde? detto ieri nell'84. Riesce a collocarlo nell'arco dell'anno? Come riesco a collocarlo? 1984 sono 365 giorni, riesce ad essere più specifico? Hanno detto il 6 gennaio dell'84, l'hanno detto ieri. Questo è avvenuto tramite contestazione. Se lei ne ha ricordo suo personale? Un ricordo mio personale di quando ho avuto questo fermo, Sì. altri fermi di questa campagna. Lei ha detto che è stato identificato solo una volta. Lei quindi ricorda di essere stato identificato il 6 gennaio dell'84. Lo conferma Mi questo? hanno detto il 6 gennaio dell'84. Lei ricorda il 6 gennaio dell'84 chi era in sua compagnia nel terreno di Alfio Giamma? Sì, ero io, Piero Puglisi, Bufferenti, Angelo Grazioso e Pappalardo Giuseppe. Solo voi quattro o c'erano altre persone ancora? C'erano altre persone ancora? Io non mi sto ricordando di altri. Glielo chiedo. Ricorda se c'erano autovetture sul luogo? Addirittura c'era la mia che era attaccata a Messina. No, lei solo se ricorda se c'erano autovetture. C'era quello di Alfio Giamma, la vettura non mi ricordo che tipo di macchina era. Non mi sto ricordando altri tipi di macchine che c'erano, se c'erano 112, non mi sto ricordando, guarda. Lei è stato tratto in arresto in quell'occasione? Sono stato fermato, mi hanno portato nella camera di sicurezza dei carabinieri di Paternò e la sera poi dei camere di sicurezza di Paternò mi portano alla caserma dei carabinieri di Belpasso, di là mi mandano a casa. Successivamente lei ha avuto delle conseguenze in seguito a questo fermo? No, Non le risulta? conseguenze diciamo Penalmente rilevante, ovviamente. È stato mai indagato, denunziato per quella vicenda? No. Non le risulta una denuncia di favoreggiamento? A me? Sì. A me mai mi hanno chiamato per un favoreggiamento di qualcosa. Ricorda quante volte il Puglisi le disse di mettersi a disposizione di qualcuno? Quante volte me l'ha detto? Sì. Ti mettimi a disposizione di qualcuno? Sì, signor Grancagnolo. A me mi posso ricordare questo particolare di Fava, quella sera di Fava, questi episodi mi posso ricordare, e poi eravamo a disposizione sempre noi. Quando ci chiamavano, quando ci incontrava, la valore era sempre a disposizione, ne hai di bisogno, cosa hai di bisogno. Sì, questo è chiaro. Anche un nostro La domanda parlare. è un attimo più specifica. Il Puglisi o il Pulvirente, ma in questo caso il Puglisi, le disse, oltre al 5 gennaio, di mettersi in altre occasioni a disposizione di qualcuno? Ma si potrebbe dire anche la parola, non so, vacci, vedi cosa ne hanno di bisogno, non so, un incontro, chiedici se hanno di bisogno qualcosa. E a lei? Si poteva definire anche così. Sì. E a disposizione. Vacci, vedi cosa ne hanno di bisogno. Vabbè, le parole possono essere diverse, il contenuto lo stesso. È a disposizione o vai da chi doveva mettersi a disposizione o doveva andare?
Ma se possibile, magari, non so, dovevo incontrare qualcuno per un'estorsione, ne parlava dell'estorsione, poi alla fine, non so, cosa hai di bisogno, sai, ti vanno a salutare un Zupippo che è a disposizione, ti vanno a salutare Piero che è a disposizione, se hai di bisogno qualcosa. Lei andò più volte mettendosi a disposizione del signor D'Agata o no? Posso, signor Presidente? Posso, signor Presidente? Prego. Se mi consente, io, per un fatto di principio, ma devo esporre con chiarezza il mio punto di vista, perché ella poco fa si è pronunziata per un recupero, ma probabilmente c'è stato un attimo di distrazione. È accaduto questo. Questo tema, cioè Gran Cagnolo sull'omicidio Fava, è stato esaminato ieri dai pubblici ministeri. Successivamente all'esame da parte del pubblico ministero su questo tema, che non è tema nuovo, la parte civile è stata demandata se intendesse, come era suo diritto, esaminare, e avrebbe dovuto farlo, ovviamente il test era suo, cioè era d'accusa, prima dei difensori. Su questo tema la parte civile ha declinato, ha detto non intendo esaminare, dopodiché su questi temi ha controesaminato, non è teste mio, il difensore. Oggi non si è riproposto da parte di alcuno l'esame o il controesame su questo punto. Sostanzialmente così accadrebbe se si consentisse, dico, non è che sarebbe gravissimo, però Presidente devo pure esporre il mio punto di vista, se si consentisse alla parte civile di fare questo suo esame, sostanzialmente dopo quello che ha già fatto il difensore, noi violeremmo il codice, non si tratta di recupero. Ieri su questi temi, proprio su questi, sui quali il pubblico ministero aveva effettuato l'indagine, toccava alla parte civile, se avesse inteso farlo, prima di noi. Ha rinunziato, oggi non lo può riprendere. Si accoglie l'opposizione. Avvocato Scudieri, ulteriori domande o sulla specifica domanda Comunque, del pubblico ministero, oppure su domande su argomenti che già posti anche dalla attraverso difesa. il nostro vaglio. Certamente, Presidente, solamente un chiarimento, ovviamente prendendo atto della sua ordinanza, voglio solamente indicare come questo difensore non ha rinunziato all'interrogatorio del test Gran Cagnolo, non ha inteso porre domande, il che ovviamente è cosa diversa, in quanto ovviamente questo è solamente per manifestare quella che era l'intenzione, non c'era alcuna rinunzia all'escussione del test Gran Cagnolo. La domanda successiva. Sì, grazie Presidente. Quindi sempre a chiarimento di quanto detto dal pubblico ministero e quanto formulatole anche da difensori degli imputati. Lei disse al Puglisi chi era presente? Presidente, evidentemente Scusi, non è stato compreso il senso della sua ordinanza. Avvocato Russo, non ho sentito la domanda, avvocato Scudieri, devo ripeterla per Sì, favore. certamente. Prima ancora di porre la domanda, volevo fare presente come comunque è chiaro anche l'intervento dell'avvocato Russo, il test Gran Cagnolo è anche test di questo difensore, quindi non interviene lui solo come replica, ma come possibilità anche di proporre domande nuove. Faccio presente alla Corte dei difensori come questo difensore ha depositato autonome liste testimoniali e quindi come il test Gran Cagnolo è anche test di questo difensore. Questo cambia. Teste nel momento in cui gli compete esaminarlo, Presidente. La sua ordinanza c'è stata. Ella ha già espresso il suo punto di vista, certo che teste della parte civile, nel momento in cui gli spetta esaminarlo. Di questo io non ero al corrente, avvocato Russo. No, forse non ci siamo. Allora, è vero che è teste dell'accusa e non c'è dubbio, non lo metto in dubbio, ma nel momento in cui gli compete non può esaminare dopo il difensore su questo stesso tema, che non è tema nuovo. Mi deve scusare, su questo il difensore ha già detto non esamino. Mi deve scusare, il test era suo in quel momento, non può postergare a dopo il controesame del difensore l'argomento di indagine, anche se il test è suo. Che di sì, insomma, credo che sia. Chi ha citato un testimone ha diritto di finire l'esame. Il 498 consente anche di proporre nuove. Dopo il difensore. Consente di proporre anche nuove domande. Mi scusi se mi. Quindi prosegua, avvocato Scudieri. Grazie Presidente. Quindi lei ricorda di avere detto in occasione del suo ritorno in data 6 gennaio 84
ai signori Puglisi e Pulvirenti chi erano le persone che lei incontrò quella sera al motel Agip? Guardi, lui la sera prima quando io ci sono andato mi ha detto c'è Aldo, c'è Enzo, c'è Marcello, mettiti a disposizione. Quando io sono ritornato la mattina dopo ci ho detto queste testuali parole, ufficio non sta un ciupuppetto, si è fatto una risata e il discorso è finito là. Non abbiamo parlato dicendo c'era Aldo, c'era Enzo, c'era per mia stessa anche serietà, che io, siccome loro non mi ci hanno portato attraverso il omicidio, signor Brancagnolo, mi consente. Volevo chiedere tante cose perché mi potevo rispondere anche male, cantavo contro a me stesso. Io vorrei un attimo ricordarle, ovviamente laddove ci fosse contrasto varrà come contestazione, quanto da lei dichiarato in data 20 marzo 93. Lei dice: ebbi ulteriore conferma di ciò allorché mi portai la stessa mattina nella campagna di Affiuggiamma a Paternò a trovare Pulvirente e Piero Puglisi. In particolare feci ad entrambi un resoconto di quanto era avvenuto la sera prima, e cioè del fatto che ero andato, obbedendo alle loro indicazioni, al motel Agip, che mi ero messo a disposizione di Marcello D'Agata e degli altri, i quali, più persone si sottende, mi avevano detto che non avevano bisogno di me. Quindi lei, e poi continua, alla fine mi lasciai andare nei confronti del Pulvirente e del Puglisi ad una considerazione, dicendo ufficius taucio purpetto, per cui nella dichiarazione del 20 marzo lei non sembra abbia detto solamente un ufficius taucio purpetto, ma avrebbe relazionato nei particolari al Puglisi e al Pulvirenti quanto accaduto la sera prima. Ora le domando se lei ricorda questa circostanza e se la ricorda, cosa disse, quale fu l'oggetto di questo resoconto? Il resoconto che ci ho rapportato a loro i discorsi e cosa loro mi hanno No, cosa lei riferì, se lei riferì quali erano le persone che aveva incontrato al motel Agip, cosa accadde, lei lo riferì questo? Avvocato, loro mi ci hanno mandato, io ci ho portato la risposta, magari che ci ho detto i personaggi che c'erano lì dentro, ma non è che io abbiamo stabilito un discorso dell'omicidio Fava. No, io non le domando l'omicidio Fava. Ho detto solo, personalmente io alla fine del discorso, del contenuto del discorso, ho detto figa non stavo un ciupuppetto. Sì, ma lei ricorda di aver detto ciò che le accadde quella sera, e cioè chi erano le persone? Dicendo che c'erano i Tizi e Caistan, poi il nome che già io ho fatto. Sì. Altra domanda. Lei accompagnò Maurizio Avola a prendere le pistole, o meglio, ciò che Maurizio Avola andò a prendere quando dissero ad Avola, sempre la sera del 5, vai a prendere i pezzi? Sì. Io non sono uscito con lui a andare a prendere queste pistole. Quindi non l'ho accompagnato? Mi sono trovato sempre dentro il bar. Quando ha portato queste pistole, l'ha messo sopra il bancone, ho visto queste pistole che erano su una pezza bianca. Lei è chiarissimo. Un'altra domanda. Può spiegarmi, se c'è ovviamente una spiegazione, lei in riferimento a un quadruplice omicidio ha dichiarato che altri le hanno parlato di questo omicidio. Sembrerebbe quindi che la regola sarebbe che nell'ambiente si parlava del modo come veniva commesso un omicidio e anche eventualmente delle persone che lo commettevano. Mi spiega, dal momento che lei era la sera presso il motel Agip, aveva visto determinate persone, aveva visto andare via quelle persone, ne aveva riferito il giorno dopo al Puglisi e al Pulvirenti, perché tra voi, che avevate una certa intesa e comunque conoscenza di fatti, ci fosse questa sorta di omertà, non si doveva parlare dell'omicidio? Non si tratta di omertà, bensì si parla di serietà, avvocato, non di omertà. Allora cambio termine, questa serietà, da dove si spiega se voi condividevate una comune conoscenza? Si spiega che uno non deve essere anzitutto un curioso a chiedere quello, se non è autorizzato, a chiedere quello che succede durante il giorno.
Solo che se io sapevo qualcosa e sapevo chi era responsabile di sapere tutte le cose, io stesso ce le dovevo andare a raccontare di tutto quello che succedeva durante i giorni. Essendo che io in questo omicidio mi hanno mandato, mi hanno fatto mettere a disposizione, ma non sono stato insieme all'esecutore materiale dell'omicidio, non potevo dire che volevo spiegazione di questo omicidio. Se io ero presente, quando io arrivavo la mattina là, gli dicevo a Piero Puglisi, a Pufferenti, sì, abbiamo fatto l'omicidio, abbiamo ammazzato il giornalista Fava, l'omicidio è stato fatto così, questo e lei, questi componenti dell'omicidio. Questo lei non lo può raccontare perché dice che non c'era, no? Quindi lei può raccontare solo ciò che ha visto, suppongo. Certo, io ci ho raccontato tutto l'incarico che loro mi hanno dato, quello che ho visto, ma che ho visto nel senso che sono andati e ho preso il discorso dell'omicidio, la realtà è questa dell'omicidio Fava. Lei sapeva chi era il direttore Fava, chi era Pippo Fava? Io sapevo che ero un giornalista. Ricorda cosa si diceva di lui nell'ambiente malavitoso? Nell'ambiente malavitoso dicevano che era un giornalista, era contro la mafia, era contro tutti. La morte di questo se ne parlava anche qualcuno di noi stessi che non sapeva che sono stati l'esecutore materiale dell'omicidio. Questi l'hanno mandato a dire i palermitani e si ci è fatto anche un favore ai palermitani perché questo era una vetina molto brutta della mafia, era un giornalista che non si poteva avvicinare alla mafia e parlava male della mafia. Lei ricorda chi le diceva, chi le riferiva queste circostanze, parlando di... Con esattezza non mi sto ricordando, se possibile nel passato ho fatto anche qualche nome, non mi sto ricordando il soggetto che mi abbiano indicato queste cose. E se ne parlava in tutto l'ambiente delinquenziale, sia da parte di Pufferenti, sia da parte di Santa Paola, sia anche altri clan. Lei ha mai sentito parlare dei Cavalieri del Lavoro di Catania? Dei Cavalieri? Del Lavoro di Catania? Io ho sentito parlare dei Cavalieri del Lavoro di Catania, ma quale Cavalieri? Ce n'è tanti Cavalieri. Sì. Lei quando parla di Cavalieri... Lei quando dice conosce dei Cavalieri del Lavoro, mi sa dire alcuni nomi di chi intende di questi soggetti? Guardi, i fratelli Massimino li chiamavano i Cavalieri perché era il presidente del calcio del Catania, i fratelli Costanzo li chiamano Cavalieri, non so, Graci lo chiamano Cavalieri, e tutti questi grandi costruttori erano tutti Cavalieri. Lei ha avuto mai modo... Quali Cavalieri? Lei ha mai avuto modo di leggere o di conoscere qualcosa riferito, o a chi si riferisse il direttore Fava quando parlava dei 4 cavalieri dell'Apocalisse? No, non so niente di questa storia. Nessun'altra domanda, Presidente? Allora, avvocato Russo. Presidente, no, chiedo scusa. Avvocato Tito. Signor Grancagnolo, giorno 5 gennaio dell'84, lei con che mezzo si recò nella fattoria di Alfio Giamma? Io c'avevo un 127 da Canovessina. Lei a quel tempo dove abitava? Nicoloso. Ricorda la via? Io Cesare Battisti 216, o Battista 216. La fattoria di Longo in che comune si trovava? Comune di Paternò. Senta, era una fattoria facilmente raggiungibile dalla strada? C'era una strada... raggiungibile. Della strada si andava in questa fattoria. Cioè c'era un ingresso sulla strada principale? Sì. Senta, lei ha parlato di altre macchine che erano presenti nella fattoria. A chi appartenevano, lo ricorda? Non mi ricordo se una apparteneva a Giuseppe Valpalanto, quella mia, quella di Alfio Giamma, e non mi sto ricordando se c'era la macchina dell'inquilino, diciamo, dell'operaio di questo Alfio Giamma, che allora mi sembra che aveva una ritmo.
Senta, lei poc'anzi ha ricordato chi erano le persone presenti. Ecco, gli altri con che macchine erano? Non mi sto ricordando che macchina avevano. Per esempio il Grazioso con che macchina era? Infatti questi erano tutti latitanti, se macchina avevano, ne avevano una sola perché poi dormivano tutti quanti insieme. Con Grazioso chi intende? Angelo. Senta una cosa. Ho presentato i carabinieri nel mese di marzo sempre dell'84, o marzo-aprile dell'84. Lei, riferendo di quella giornata ai pubblici ministeri, ha detto nel verbale del 20 marzo, il giorno dopo appresi dell'omicidio del giornalista Pippo Fava. In che modo lo apprende? Ho preso sul televisore, compravo il giornale, mi compravo la Sicilia. E quando si reca nella fattoria di Giamma, porta con sé il giornale? Forse che il giornale ce l'avevano prima di me loro, perché tutte le mattine c'era chi ci portava il giornale e la colazione. Quindi quando il Puglisi e il Pulvirenti si meravigliano, insomma, sorridono, lei ha detto, alla sua frase ufficio lo Staucio Curpetto, loro sapevano di che omicidio si trattasse? Certo. Senta, le discussioni su l'omicidio della sera prima, diciamo quel poco che si disse, fu fatto in presenza anche degli altri? C'erano più persone, lei ha detto? Dal Model? No, da Alfio Giamma. No. Sono stati fatti la sera quando lui mi ha detto vai là e ti metto a disposizione. Quelle persone hanno sentito il discorso del contenuto che lui mi ha risposto a me? No, io dico l'indomani mattina, quando lei si reca da Alfio Giamma e dice ufficio lo Staucio Curpetto, c'è qualcun altro presente a questa discussione? Non mi sto ricordando che c'erano altri presenti attraverso questo discorso, è più sicuro che me l'ho messo a parte, penso avvocato, non mi sto ricordando questo. Senti, si discusse di altro quel giorno con i presenti? Che discorso abbiamo fatto? Sì. Dico, a un certo punto noi sappiamo con certezza, dai verbali del tempo, che la discussione venne interrotta perché arrivano i carabinieri. No, i carabinieri sono arrivati dopo che io ero là, non è che io sono arrivato là e dopo 10 minuti, un quarto d'ora sono arrivati questi carabinieri. Quindi lei ricorda... Facendo, diciamo, stavamo mangiando un po' di pane con gli olivi, c'erano alice, un po' di formaggio, stavamo mangiando questa roba. E a questo punto arrivano i carabinieri? Sì, durante che si stava facendo, diciamo, che stavamo mangiando queste cose, arrivano i carabinieri. E lei non... Carabinieri, sentiamo il rumore che sono arrivati con una jeep, sentiamo il rumore, ci siamo abbassati, vediamo i carabinieri, l'abbiamo fatto scappare, loro sono scappati, io sono rimasto là perché io non avevo niente in pendenza. E loro arrivano là, ci chiedono il documento e ci fanno, dici, quelli che hanno scappato che noi ci abbiamo risposto subito sono i bambini che stanno giocando a pallone, che c'erano dei vari bambini là. Ho capito, quindi il 6 gennaio... Hanno fatto e ci portano in caserma. Ho capito, quindi il 6 gennaio la spiegazione che lei dà è quella dei bambini. Ai carabinieri che le chiedono chi fossero le persone presenti con lei. Quando siamo stati là e chi erano i presenti... Sì, dico ai carabinieri il 6 gennaio lei risponde questo. C'era Angelo Grazioso, c'era Pulvirenti, c'era Piero Puglisi. D'accordo, grazie signor Granchio. La parte civile ha finito. Interventi successivi. Sulla domanda, il pubblico ministero ha finito. Possiamo licenziare il collaborante. Il signor Grancagnolo può andare. Grazie, buongiorno. Ringrazio tutti quanti che hanno partecipato alla realizzazione del collegamento.
e mi pare che con questo abbiamo esaurito il programma di udienza odierno. Quindi sospendiamo, proseguiamo domani mattina. Presidente, per quanto riguarda quella richiesta che avevamo formulato ieri sul verbale di Caschetto? Ce ne possiamo occupare anche subito. I difensori hanno rinvenuto qualche copia dell'originale. Ci sono osservazioni sulla richiesta del pubblico ministero? Prego. Io non ho avuto, per la verità, Presidente, la possibilità, dico, in linea di principio non dovrebbero essercene, di esaminare questo verbale. Se mi fosse possibile potrei... No, io non l'ho avuto, anche perché per la verità si parla di ricostituzione di atti processuali. Ora c'è un discorso, atti del processo, atti del PM, c'è un po' da... Vorrei però vedere, perché nella buona sostanza non avrei da fare opposizioni, vorrei capire di che si tratta, che verbale è. Lo chiama? Presidente, non si può rimandare questo piccolo... Non c'è nessuna premura, così avrò tempo per riguardarlo. Non credo che ci sia una necessità di discuterla oggi questa vicenda. No, è semplicemente perché per il programma della settimana Sì, prossima... soltanto dico che per poter discutere dovrei poterlo esaminare. Noi ce ne stavamo andando, era una cosa così bella. Domani mattina deve essere definita la cosa perché... Sì, va bene. Domani poi mattina. bisognerà fare il programma per la settimana Va bene, prossima. domani mattina, sì. Signori, buongiorno. Solo di rintracciarmi a Carletto Campanella. Sa di altri fatti dei quali si sarebbe reso responsabile per conto dell'organizzazione l'Alfe Campanella? No, che io sappia no. Campanella Calogero, Sì. in che epoca l'ha conosciuto? L'ho conosciuto nel 1982, gli inizi dell'83, al carcere di Piazza Lanza di Catania. Lei ha mai commesso reati con il Campanella? Unitamente a lui no, però che lui ne era a conoscenza sì, perché il Campanella, prima ancora dell'Ardercolano, era lui il capodicina e quindi era lui la persona in cui si doveva riferire le estorsioni, cioè diciamo l'operato. Era lui che presiedeva le riunioni al tempo quando si facevano ancora in via Ramondetta, come ho detto prima, oppure lì a Picanello, certe volte qualcuno l'ha fatta a Picanello. Poi dopo il suo arresto il capodicina è divenuto Aldo Ercolano. Ricorda qualche fatto di cui lei si è occupato, fatto illecito chiaramente, per il quale avrebbe ricevuto incarichi dal Campanella oppure del quale il Campanella fosse a conoscenza? Sì, ricordo il Campanella ebbe a mandarci un ragazzo del suo gruppo che noi ci appoggiavamo su Mister Bianco per poter fare degli omicidi, degli omicidi di appartenenti al gruppo di Mario Nicotra. Poi ebbe a darmi anche incarichi per delle ditte che stavano facendo dei lavori in dei paesi etnei e che venivano disturbati dall'organizzazione malavitosa del luogo, e che io ho dovuto parlare con queste persone per fare cessare i disturbi. E queste ditte le ricorda? Ma uno era l'imprenditore Bernanasca, poi no, ricordo solo Bernanasca, mi sembra. Ma perché questo intervento, questa richiesta in favore di queste ditte
avanzata al Campanella, le ragioni? Le ragioni perché la ditta era controllata dalla nostra, cioè era sotto protezione dell'organizzazione del Santa Paola, quindi noi dovevamo tutelare gli interessi della ditta, dovevamo far sì che non gli recassero nessun disturbo nei posti dove si recava a lavorare. Senta, lei ha indicato il Campanella allorché le chiedevo del traffico degli stupefacenti, ricorda? Sì. Come lei conosce del coinvolgimento del Campanella in questa attività? Nel traffico di stupefacenti? Sì. Ma perché il suo gruppo era uno dei, diciamo quasi il più attivo nel traffico degli stupefacenti. E questo come le risulta? Mi risulta perché nella nostra organizzazione diverse volte si sono rivolti a lui per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Lei in particolare ha avuto modo di rivolgersi al Campanella? No, io personalmente no. E le persone che si sono rivolte al Campanella? Le persone che Sì. Sì. So che più volte si è rivolto Orazio Pino e poi so che ha avuto anche rapporti di sostanze stupefacenti con Piero Puglisi. E questo come lo sa? Lo so perché lo sentivo dire insieme all'organizzazione. Per quanto riguarda Orazio Pino, perché quando Orazio Pino, che dirigeva il gruppo di Mister Bianco, è stato arrestato, è rimasto fuori qualche affiliato e che mi ha detto che c'erano dei soldi che dovevano andare a Carletto per il pagamento di sostanze stupefacenti. Difatti loro hanno mandato non tutta la cifra, ma una certa cifra, hanno coperto i soldi che gli dovevano dare, che il Campanella gli aveva fatto avere questa sostanza stupefacente. Senta, lei sa come il Campanella si procurasse la sostanza stupefacente? Cioè quali fossero i canali del Campanella? No, questo non lo so. So che il Campanella operava strettamente con il Mangion. Mangion chi? Mangion Francesco Ciuzzo. Però da dove gli arrivava, questo qua non lo so. Senta, invece in merito a questa attività del Campanella unitamente al Mangion, come fa, in base a quali elementi lei parla di questo, di questi rapporti fra il Campanella e il Mangion? Perché alcune volte ci sono state delle consegne di sostanze stupefacenti che si sono interessati sia persone del gruppo del Campanella e sia persone del gruppo del Mangion. Può specificare le occasioni? Nell'aprile maggio del 1992, precisamente Girolamo Rannesi ebbe a farsi dare 1 chilo di eroina, contattò tramite Sant'Onofrio Giuseppe, Sant'Onofrio Carmelo, detto Carmelo Monzò, se non erro, o direttamente a Salvatore Cristaldi o un ragazzo di Salvatore Cristaldi. E le persone che ha citato appartengono a organizzazioni? Sì, appartengono all'organizzazione del Santa Paola e precisamente Carmelo Monzù è nel gruppo diretto da Ciuzzo Mangion, e invece Salvatore Cristaldi, dopo l'arresto di Carletto Campanella, prese lui la direzione del gruppo di Picanello. Signor Presidente, dovrei andare in bagno un attimo, per favore. Posso? Di dove usciamo? Ora sospendiamo qualche minuto.
Brigadiere, un po' più di... qualche altro, dicevo qualche altro... Sospendiamo 10 minuti. Per favore. Stiano comodi, per favore, prendano posto. E introduciamo il signor Malvagno. Possiamo riprendere? Sì. Pubblico Ministero. Stavamo dicendo di Campanella Calogero. Sì. Senta, lei conosce, oltre a quello di cui ha detto, altri reati di cui il Campanella si sarebbe reso responsabile? Anche per il ruolo ricoperto in seno all'organizzazione del Santa Paola? No, oltre quelli che ho detto, no, perché poi lui era a conoscenza di tutto l'operato dell'organizzazione, quindi era consapevole di quello che facevamo noi. Senta, lei ha mai conosciuto un certo zio Andrea? No. Cannizzaro Rosario? No. Caponnetto Anastasio? No. Campione Andrea? No. Caruso Antonino? No. Caruso Carmelo? Caruso Carmelo, sì. L'ha conosciuto personalmente? Sì, un Caruso Carmelo l'ho conosciuto personalmente. In che occasione, lo ricorda? Ma se è quello che ricordo io è un ragazzo che fa parte dell'organizzazione del Santa Paola e che è inserito nel gruppo di Pippo Squillaci, detto Matteddina. E adesso che ricordo ho conosciuto anche Caruso Antonino, che dovrebbe essere il fratello, però non sono sicuro nel nome. Per Carmelo sì, per Antonino no.
Li conosce fisicamente? Sì, li conosco fisicamente. E senta, ricordo l'occasione in cui ha avuto modo di conoscere il Caruso Carmelo, innanzitutto. Ma il Caruso Carmelo l'ho conosciuto in carcere. In che epoca? Nel 1989, se non vado errato. E poi però l'ho visto anche fuori lì a Piano Tavola, a San Pietro Carenza, si accompagnava spesso con lo Squillaci Giuseppe Mattellini. Lo Squillaci apparteneva all'organizzazione del Santa Paola, ha detto? Sì, lo Squillaci appartiene all'organizzazione del Santa Paola, è un uomo d'onore. Questo come lo sa? Lo so perché lo Squillaci dapprima era inserito nell'organizzazione del Polvirenti e dopodiché venne fatto uomo d'onore e diciamo più che altro si allontanò un poco dal Malpassato, anche se effettivamente c'erano ottimi rapporti, però era più in contatto con Catania, con i membri dell'organizzazione Santa Paola. E poi perché se ne parlava spesso in seno all'organizzazione, perché lo Squillaci Giuseppe è stato fatto diciamo uomo d'onore in pochissimo tempo e tanti si lamentavano di questo privilegio che aveva avuto lo Squillaci, perché dicevano che è arrivato subito ad essere battezzato senza che diciamo aveva lavorato assai. Senta, da che epoca decorre questa maggiore vicinanza dello Squillaci all'organizzazione del Santa Paola? Ma Squillaci non è imputato in questo processo, ne ha avuto 3 processi per associazione a delinquere di Stato. Come avvocato, però qui stiamo parlando della posizione di un imputato nostro, sì, ma sostanzialmente, mi pare che era secondo... non di Squillaci. No, ma la domanda adesso era sempre su Squillaci, mi pare di aver capito. E dovremmo capire da quando questa persona... Bisognerebbe poi specificare altre cose. Per il momento può rispondere alla domanda. Ma l'epoca precisa di preciso non lo so, perché è un'epoca in cui io non ero detenuto. Posso dire da quando io sono uscito dal carcere, nell'agosto del 1990 già lo Squillaci non era così diciamo attaccato più alla nostra organizzazione, era un uomo d'onore e faceva riferimento di più ai catanesi di Nitto Santa Paola. Senta, e il Caruso invece, da quando, secondo le notizie della sua disponibilità, era vicino allo Squillaci? Ma per quello che ne so io da qualche anno prima, risale nell'88-89, nel periodo in cui io sono stato detenuto. Io quando sono uscito nel 1990, anzi prima di uscire, ho conosciuto il Caruso in carcere e già faceva parte del gruppo di Pippo Squillaci. E quando l'ha incontrato invece fuori dal carcere, gli incontri a che epoca risalgono? Gli incontri risalgono più che altro dal 1991 in poi. Lei ha avuto modo mai di avere rapporti diretti con il Caruso Carmelo? Sì, ho avuto modo di avere rapporti diretti, in particolare in un'occasione che era morto il fratello di un certo Rivilli di Piano Tavola, e siccome questo Rivilli, Nino Rivilli per l'esattezza, era una persona che faceva parte del gruppo di Mario Nicotra, in cui noi eravamo diciamo
in guerra, noi ci riunimmo nella casa di Squillaci Giuseppe con i componenti pure del suo gruppo per sapere, c'erano delle persone che giravano che ci avrebbero segnalato se questa persona veniva a fare visita alla salma del fratello e noi dovevamo fargli un agguato, e siamo stati 6-7 giorni dalla mattina alla sera sempre assieme. Con il Caruso Carmelo? Sì, e anche con il Caruso Antonino. E ha indicato l'epoca di questa vicenda? L'epoca risale alla prima metà siamo mi sembra marzo-aprile del 1991. Ha avuto occasioni poi successivamente di avere rapporti diretti per qualche vicenda con il Caruso Carmelo? Sì, noi siccome io abito a piano tavola, ci vedevamo quasi tutti i giorni, anche perché poi nel luglio del 1991, se non erro, lo Squillaci Giuseppe è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare e si è dovuto dare alla latitanza, e qualche volta ho incontrato qualche volta? No, mi scusi, mi sto confondendo con un'altra persona. No, poi queste qua sono stati arrestati, i fratelli Caruso, sono stati arrestati per un'estorsione. E quindi l'episodio che stava riferendo non ha alcuna attinenza con i fratelli Caruso? Sì, quello che stavo riferendo di dopo è con un'altra persona. Quindi ricorda altre occasioni in cui ha avuto rapporti diretti con i fratelli Caruso, Gaetano e Antonino, per ora abbiamo detto. Sì. Altri non ne ricorda? No, altre no. Caruso Gaetano l'ha mai conosciuto? No. Conosce Caudullo Giuseppe? Sì. Quando lo ha conosciuto? L'ho conosciuto nel 1983 al carcere di Catania di Piazza Lanza. Eravamo detenuti nello stesso carcere e per un periodo siamo stati anche nella stessa cella. Deve parlare più forte e più vicino al microfono. Va bene. Quindi diceva, lo ha conosciuto nel carcere? L'ho conosciuto nel carcere di Piazza Lanza nel 1983 e per un periodo, non mi ricordo, 7-8 mesi siamo stati anche nella stessa cella detenuti insieme. Innanzitutto sa se è inserito in organizzazioni criminali? Ma è vicino alla nostra organizzazione, l'organizzazione del Malpassato. E più che altro lui, da quando è stato scarcerato, ha mantenuto rapporti diretti con Pippo Grazioso e Piero Puglisi. Questa persona, anche dopo un periodo che è stato a Belpasso e a Nicolosi, che ha gestito anche un ristorante pizzeria, si è trasferito a Roma e lì vendeva sostanze stupefacenti che gli venivano forniti da Piero Puglisi. Ecco, la vendeva per conto dell'organizzazione o per conto di Piero Puglisi semplicemente? No, la vendeva per conto per conto suo. Lui pagava questa sostanza, già la pagava ad un prezzo un po' alto e il guadagno già c'era nel prezzo in cui lui doveva dargli a Piero per la fornitura di queste sostanze stupefacenti. Quindi era uno di quelli che lavorava in proprio, ci faccia capire? Sì, era uno di quelli che lavorava in proprio, però sempre vicino alla nostra organizzazione, cioè si
per la fornitura si rivolgeva alla nostra organizzazione. E poi poteva vendere a chiunque oppure era obbligato a vendere a persone in particolari? No, poteva vendere a chiunque, anche perché lui vendeva questa sostanza, diciamo, fuori, lontano dalla Sicilia, e quindi aveva carta bianca. L'importante lui è che il quantitativo che si prendeva che corrispondeva con i soldi. So che ha avuto anche dei problemi e che una volta gli è stata tolta una macchina ed è stato bruscamente minacciato. Da chi? Sempre da persone mandate da Piero Puglisi, e precisamente dai cugini di Piero Puglisi, Salvatore e Alessandro Puglisi. Perché era stato minacciato? Perché era indietro con il pagamento di sostanze dell'approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Mi scusi, lei ha detto non aveva problemi a vendere a chiunque perché vendeva a Roma. Per coloro che invece vendevano a Catania vi erano problemi? No, problemi a no. vendere a persone estranee alla organizzazione? No, problemi non ve ne erano, però non è che uno in casi rari ci sono stati dei rapporti con degli esponenti delle organizzazioni contrapposti a quella del Malpassato di Santa Paola, con dei rapporti di interscambio di stupefacenti con l'organizzazione Pillera Cappello, ma sono, diciamo, casi un po' isolati, doveva capitare che questi qua avevano bisogno un po' di sostanze stupefacenti perché in quel periodo non gli era arrivato il carico, tutte queste cose così, avevano qualche amicizia con un esponente dell'organizzazione e chiedevano se gli poteva fare la cortesia di dargli mezzo chilo, 1 chilo di roba, quello che è. Poi per il resto si poteva vendere a chiunque, più se ne vendeva più erano gli guadagni. Per quanto riguarda l'acquisto? Per quanto riguarda l'acquisto invece bisognava rivolgersi all'organizzazione stessa oppure sempre con il beneplacito dell'organizzazione, per come ho fatto io, a persone di altre organizzazioni però sempre vicino a noi alleate. Lei ha conosciuto Cesarotti Francesco? Sì. Quando lo ha conosciuto? L'ho conosciuto nel 1985. Dove? A Mascalucia. In che occasione? Ma in quel periodo, come ho detto già prima, io frequentavo Mascalucia anche perché eravamo intenti a vendere della sostanza stupefacenti e noi i punti di ritrovo, oltre alla stalla, quella sita lì in Mascalucia che ho detto prima, era anche un bar di Mascalucia, il bar Tandem. Questo bar più volte è stato frequentato dai fratelli Cesarotti che venivano a trovare a Piero Puglisi o qualcun altro. E queste sono state le uniche occasioni in cui lei ha, per così dire, frequentato, conosciuto il Cesarotti Francesco, o vi sono state altre occasioni, oltre queste degli incontri al bar Tandem? No, questa è stata l'occasione in cui ho conosciuto sia il Cesarotti Francesco che altri 2 fratelli. Gli altri 2 fratelli? Sì, io dei Cesarotti sono diversi fratelli. Quanti non lo so, io ne conosco 3. E quali conosce lei? Io conosco uno che si chiama Salvatore e l'altro mi sembra che si chiama Francesco, l'altro non me lo ricordo, comunque conosco... Cioè al Tandem a chi ha visto? Chi ha visto al Tandem? A tutte e 3.
A tutte e tre? Cioè Sì. uno ha detto che si chiama Salvatore, uno Francesco e l'altro? L'altro non me lo ricordo. Non se lo ricorda come nome o non se lo ricorda neppure fisicamente? No, fisicamente me li ricordo tutti e tre, perché sono, diciamo, uno più grande, uno un po' più piccolo e un altro, e sono un po' diversi di fisico, va, e fisionomia. Ecco, prima di darci una descrizione di queste persone, innanzitutto lei ha avuto indicazioni sul fatto se sono inseriti o meno in organizzazioni criminali? Sì, i fratelli Cesarotti sono inseriti nell'organizzazione di Santa Paola e sono uomini d'onore pure, sono inseriti nella Cosa Nostra siciliana. Tutti e tre queste persone che ha indicato o solo alcuni di loro? Tutte e tre. E questa indicazione da chi l'ha ricevuta? A questa indicazione l'ho ricevuta sia dal Malpassoto, sia da Piero Puglisi, Pippo Grazioso. Lo sapevamo tutti che i Cesarotti erano uomini d'onore, e poi sapevo anche che per un periodo di tempo hanno ospitato Nitto Santa Paola in una villa che loro hanno a Mascalucia. E questo da chi l'ha saputo? L'ho saputo sempre insieme all'organizzazione, da Piero, dal Malpassoto. Ci sa dare innanzitutto una descrizione fisica di Cesarotti e Francesco? Cesarotti Francesco, se non erro, dovrebbe essere il più grande di quelli che conosco io. È una persona di corporatura normale, un poco pianotta, alta sul 1,65 m, capelli un po' sbrizzolati, tirati all'indietro quando lo vedevo io, e di carnagione olivastra, mediterranea. Quanti anni ha? Ma dovrebbe avere, anno più, anno meno, 50, tosto più ma non di meno. Poi lei ha parlato di un Cesarotti Salvatore che non ci interessa e di un altro Cesarotti di cui non sa indicare il nome. Ce lo sa descrivere questa persona di cui non sa indicare il nome? Sì, questa è una persona che non so indicare il nome, è il più giovane di quelli che conosco io. Sì. È sempre di carnagione un poco scura, capelli neri e ha una mano un poco, diciamo, un poco offesa. Comunque se li vedo in fotografia o li vedo in faccia li conosco tutti e tre. Sei in grado di riconoscere? Sì, sì. Oltre al fatto di aver dato ospitalità al Santa Paola, è in grado di dare altre indicazioni su fatti o comunque azioni eventualmente commesse di natura delittuosa? Ma i Cesarotti non erano, essendo che erano così vicini a Santa Paola e che davano anche ospitalità per la latitanza del Santa Paola, non erano persone giustamente che se ne andavano a fare rapine, furti, queste cose di qua non ne facevano. I Cesarotti fornivano informazioni a personaggi, essendo anche che erano persone in vista, soprattutto a Mascalucia, avevano contatti con politici del luogo, sapevano di personaggi che avevano denari che si potevano mettere sotto estorsione, e poi più che altro facevano usura e, diciamo, reinvestivano proventi dell'illecito sempre per conto della famiglia Santa Paola. E questo come fa a sapere? Perché nell'organizzazione si sapeva queste cose così, e poi perché più volte ne ho sentito parlare sia al Puglisi, sia a Puglisi Piero e sia a Pippo Grazioso, che dicevano che si muovevano bene e che stavano guadagnando un sacco di soldi con questo tipo di attività. Per quanto riguarda l'incontro, non ho capito se uno solo o più di uno al tandem, li ha visti solo una volta o più di una volta? No, li ho visti diverse volte, poi anche in altri posti. Non uno solo, certe volte due insieme, certe volte tutte e tre, certe volte uno. L'epoca in cui lei ha avuto modo di vederli al tandem? L'epoca risale al 1985, poi nel tempo li ho visti ancora.
Poi spesse volte li ho visti anche alla bar Ottagono, bar Ottagono di Mascalocia, situato in Corso San Vito, e di cui so che loro sono, addirittura so che il bar è loro. Loro glielo fanno gestire a un altro, sono in società, hanno una quota azionaria in questa attività commerciale. Ecco, sa se ciascuno di loro o tutti svolgessero attività lavorative, oltre quella che lei ha appena finito di indicare? Ma no, di preciso che attività lavorativa, so che svolgevano, avevano forse qualche negozio, però di preciso non lo so, non ho mai avuto modo di... non erano che persone che si mettevano a oziare dalla mattina alla sera, erano sempre impegnati in delle attività lavorative che gestivano, anche per questo loro erano in possibilità di poter far girare del denaro con degli escamotage, anche perché non erano delle persone che vivevano dell'ozio, avevano modo di dimostrare qualcosa in soldi. Non ho capito, facevano circolare denaro? Vuole ripetere? Loro erano delle persone che maneggiavano del denaro, che cercavano di reinvestire il denaro di proventi di attività illecite, essendo anche loro inseriti non lo so in che tipo di commercio, avevano delle attività in cui una somma di denaro, qualora fosse stato trovato in possesso di uno di questi tre, avrebbero avuto come poterla giustificare, anche perché spesse volte giravano con auto lussuose, moto di grossa cilindrata, avevano una bella villa a Mascalocia. Lei c'è mai stato in questa villa? Sì, io ci sono stato. In che periodo c'è stato? Nel 1991-92 adesso. Poi ci passavo sempre davanti. E innanzitutto dove si trova esattamente questa villa? Quante volte c'è stato lei? Io ci sono stato una volta, e si trova questa villa a Mascalocia, e la via non lo so, però io ci passavo sempre davanti quando andavo a trovare a Pippo Grazioso, perché è in una traversa privata dove si ci deve passare per forza davanti da questa villa, e poi un po' più sotto, circa 100 metri più sotto, c'è l'abitazione di Pippo Grazioso e di suo zio Alfio Lanzafame e un'altra villetta che l'aveva fatto. Quindi c'è una distanza più o meno di 100 metri dalla villa del Grazioso e la villa dei Cesarotti? Sì. Ma questa villa sa lei specificare di quale dei Cesarotti sia, o se è un bene in proprietà comune di tutti i fratelli? Ma io di chi sia non lo so. So però che ho visto non solo uno dei fratelli, ho visto in più che erano là, poi se abitavassero tutti là questo non lo so, però la villa è grande, è fatta di più appartamenti. Non ho capito, sono più appartamenti? Sì. O più piani? Sono più piani e non è che un'unica struttura. Sarà in due pezzi, io non è che mi sono messo a girarla, io ci sono stato. Lei dove è stato? In quale vano? Io sono stato precisamente all'entrata, manco dentro sono entrato, subito dopo il cancello c'è un pezzo dove c'è una specie di giardino, cose che poi si arriva alla villa, in quel pezzo là. Conosce Coco Carmelo? Coco? Carmelo. Sì. Ci sa dire chi è? È una persona che fa parte dell'organizzazione della Santa Paolo. Quando l'ha conosciuta e se l'ha conosciuta personalmente? L'ho conosciuta nel 1992, se non erro. Dove l'ho conosciuto? L'ho conosciuto alla stazione
in un'officina per la riparazione di mezzi industriali, una cosa del genere, che facevano pure ponteggi, di proprietà di Carmelo Zuccaro e del padre. Cioè, non ho capito, questa officina sarebbe di Carmelo Zuccaro e del padre? Sì. Ce lo vuole descrivere? Cioè, in questa occasione lei si era recato così casualmente oppure aveva un appuntamento con qualcuno? No, mi ero recato che avevo un appuntamento con Carmelo Zuccaro. E in quell'occasione ha visto il Coco Carmelo? Sì, in quell'occasione ho visto il Coco Carmelo. E ce lo sa descrivere fisicamente Coco Carmelo? Ma è una persona alta sul 1,75 m, scuro, con i capelli scuri, e basta. E che cosa sa di lui? Come fa a dire che è inserito nell'organizzazione? So che è un amico nostro e che frequenta il gruppo che opera nella stazione, quello di Carmelo Zuccaro e Mimmo Zuccaro. Poi quello che fa non abbiamo mai fatto niente assieme tutti e due. È in grado di riconoscerlo? Sì. Ha segni particolari, qualcosa di particolare che può segnalare alla Corte? Non dico di segni, ma qualcosa di particolare? Ma no, al momento non mi sovviene niente. Sa che tipo di autovettura possedesse? No, che tipo di autovettura non lo so, perché io l'ho incontrato lì dentro l'officina. Cioè questa è l'unica occasione in cui l'ha incontrato? Sì, poi qualche altra volta così sporadicamente, però niente di particolare. Non ho capito, ha detto? Qualche altra volta così sporadicamente. E dove l'ha visto? Sa che attività lavorativa svolgesse? No, che attività lavorativa svolgesse non lo so, se la svolgeva. Il padre di Zuccaro Carmelo come si chiama? Il padre non me lo ricordo come si chiama. E su Carmelo Zuccaro che cosa ci sa dire? Carmelo Zuccaro fa parte dell'organizzazione della Santa Paola e insieme con Mimmo Zuccaro, Domenico Zuccaro, forse sono in e Domenico sono due cose diverse o è la stessa persona? No, la stessa persona. Dirigono il sottogruppo sempre dell'organizzazione Santa Paola che fa riferimento alla stazione. E questa notizia come fa a saperla? Ma perché più volte io ho parlato con entrambi e lo sapevo, perché uno deve sapere quando ha bisogno di qualche cosa, con chi deve parlare e con chi si deve rivolgere. Cocuzza Antonino? Sì, è una persona che fa parte dell'organizzazione del Santa Paola sempre, e questa persona fa parte precisamente del gruppo di Giuseppe Squillaci, detto Matteddina. Sono due i Cocuzza. Come si chiama? Uno Antonino e l'altro, se non sbaglio, mi sembra Carmelo. È in grado di descrivere quello che lei ha chiamato Carmelo? Sì, sono in grado di descriverlo. Sono due fratelli, di cui uno faceva il carrozziere ed è un po' più alto e un po' più esile. E chi è il più alto e più esile? Quello che ho chiamato mi sembra Carmelo. E l'altro, Antonino? E l'altro è un po' più basso e più robusto,
sempre se non hanno cambiato visione. Comunque li conosco tutti e due, anche perché ci vedevamo quasi tutti i giorni con loro. Dove? Ma ci vedevamo sia a piano tavola e sia loro certe volte venivano unitamente a più che altro, diciamo, l'Antonino, mi sembra, quello più basso, veniva spesso a San Pietro Clarenza accompagnato da Pippo Squillaci. Queste sono le persone che prima mi stavo confondendo con i fratelli Caruso. Ah, cioè quello che ha detto con riferimento ai fratelli Caruso intendeva riferirlo invece ai fratelli Cucuzza? No, che mi stavo confondendo, che li avevo visti a San Pietro Clarenza nel e poi ho detto che mi stavo sbagliando, no? Quello che ho detto sui fratelli Caruso è quello che mi ricordo. Mi scusi, si riferisce ai fratelli Cucuzza tutto quello che ha detto con riferimento ai fratelli Caruso oppure soltanto l'episodio dell'incontro a San Pietro Clarenza? Ci faccia capire. No, soltanto l'episodio di San Pietro Clarenza. Che ce lo vuole riepilogare cortesemente? Sì, che ogni tanto accompagnavano Giuseppe Squillaci a San Pietro Clarenza, che lui veniva a trovare Nino Pulvirenti. Quindi era soltanto questo l'episodio a cui lei voleva riferirsi? Sì. Sa di specifiche attività delittuose eventualmente commesse dai due Cucuzza? Ma oltre ad essere insieme con noi in quel periodo in cui eravamo riuniti lì nella casa di Giuseppe Squillaci a piano tavola per poter portare a termine l'omicidio di quell'Antonino Rivilli, so che come si chiamava Antonino? Rivilli. Sì. So che essi hanno partecipato anche all'estorsione con l'attentato fatto al Sigros di piano tavola. Cioè lei sa che hanno avuto un ruolo esecutivo nell'attentato al Sigros di piano tavola? Sì. E questo da chi lo ha preso? Lo si sa perché l'attentato che si doveva fare al Sigros di piano tavola lo si doveva fare unitamente il gruppo di Pippo Squillaci unitamente al gruppo di Nino Pulvirenti, solo che lo Squillaci ha fatto, diciamo, per mettere in cattiva luce Nino Pulvirenti, perché Nino Pulvirenti in quel periodo era colui che era delegato da Nitto Santapaola a rappresentare l'organizzazione del Malpassoto. Diciamo, Capito, era delegato da Santa Paola a sì, rappresentare l'organizzazione del Malpassoto dove? A Catania. E allora? E allora, siccome c'è stato un periodo che Nino Pulvirenti qualcosa, diciamo, la prendeva un po' alla leggera e non se la sbrigava con rapidità, lo Squillaci, che è stato sempre avido di potere, sentendo nelle riunioni che si facevano a Catania queste lamentele che si lamentavano di Nino Pulvirenti che non portava subito a compimento i suoi compiti e se la prendeva con comodo, ha fatto, diciamo, questa iniziativa di testa sua, scartando Nino Pulvirenti per poterlo mettere in difetto e potergli fare perdere il posto che lui aveva, e difatti così stava per avvenire, però poi ci sono stati dei discorsi, dei chiarimenti e si è evitato questo. Che cosa stava per succedere? Stava per succedere che il Nino Pulvirenti gli veniva tolta questa carica. La carica di che cosa? La carica di rappresentare tutta l'organizzazione del Malpassoto, perché naturalmente il Malpassoto a Catania? Sì, a Catania, nei confronti di Nitto Santapaola. Sì.
e quindi se si doveva fare qualcosa nell'organizzazione del Malpassoto, oltre ad avere il benestare del Malpassoto, per potersi filtrare con Catania bisognava andare a parlare con lo Squillaci, qualora quel progetto gli sarebbe riuscito. Invece prima qualsiasi cosa si andava a parlare con Nino Pulvirenti, ed era Nino Pulvirenti che filtrava l'operato dell'organizzazione con l'organizzazione del Santa Paola, con i capi decina e con il Santa Paola stesso. Difatti c'è stata un'accesa discussione che poi è intervenuto il Malpassoto direttamente, e so io tutta questa cosa perché me l'ha raccontata sia il Malpassoto, ne parlava sia Nino Pulvirenti, che ci diceva anche in quei giorni, scherzando, anche siccome sapeva che noi lo Squillaci non lo potevamo vedere, tra un po' dovete obbedire alle cose che vi dice lo Squillaci. Chi era questo a dirlo? Lo diceva anche Nino Pulvirenti. Lei ha detto che questo attentato al Sigros di Piano Tavola avrebbe di Martiddina, di Squillaci, il gruppo di Pulvirenti. Ma quando, dove e chi aveva deciso che questo attentato dovesse essere fatto dai due gruppi? Questo attentato lo ha deciso i capi decina e Nitto Santa Paola in persona. C'è stata una riunione a Catania dove è stato dato incarico a Nino Pulvirenti e a Pippo Martiddina, Pippo Squillaci, di porre in essere questo attentato, anche perché i depositi del Sigros si trovavano a Piano Tavola, territorio maggiormente controllato da questi due gruppi, sia il gruppo di San Pietro Clarenza che il gruppo di Pippo Squillaci, che addirittura era sul posto. Poi unitamente in quella riunione venne deciso anche che venne dato anche incarico a Natale De Raimondo di dare supporto qualora avrebbero avuto necessità di agire persone senza travisamento, senza volto travisato, anche perché la maggior parte dei componenti sia del gruppo di San Pietro Carenza che del gruppo di Piano Tavola erano conosciuti. Un attimo. Allora, come stavo dicendo, la maggior parte delle persone del gruppo di San Pietro Carenza e del gruppo di Piano Tavola erano conosciuti nella zona e potevano, quindi qualora avessero avuto necessità di persone che avrebbero dovuto dare la faccia, c'era l'ausilio del gruppo di Natale De Raimondo, il gruppo di Montepo. E allora il Nino Pulvirenti ci disse una sera, subito dopo questa riunione, siccome noi capitava che ci allontanavamo dalla piazza di San Pietro Carenzo, che era il posto solitamente dove ci ritrovavamo tutti quanti, che tutte le sere dalle 6 in poi non dovevamo muoverci di lì perché dovevamo fare una cosa importante. Però a me mi spiegò che cosa si doveva fare e mi disse che era stato deciso così. Solo che cosa successe? Successe che all'improvviso vidimo che questo magazzino, questo deposito del Sigros andò in fuoco. Lo Squillaci furbamente, con l'aiuto di Natale De Raimondo, anticiparono, lasciarono fuori Nino Pulvirenti e attuarono loro questo attentato. E lì è successo tutto il caos, che il Nino Pulvirenti si è incavolato, loro
cioè, la stavano facendo passare come una cosa che Nino Pulvirenti stava perdendo ancora tempo, anche riallacciando il discorso che gli volevano fare levare quella carica che aveva e fare subentrare Squillaci Giuseppe. Ma ci fu lì, noi tutti dell'organizzazione ne parlammo e ce ne andammo dal Malpassato e gli dissimo che a noi non ci sarebbe mai stata bene una cosa del genere, e so che ci fu direttamente l'intervento del Malpassato e di Piero Puglisi, e questo fortunatamente non avvenne, le cose rimasero tutto come prima, cioè Nino mantenne lo stesso posto che aveva prima. Mi scusi, il fatto che dell'attentato se ne siano poi di fatto occupati il gruppo di Squillaci, Martiddina e Natale di Raimondo, lei da chi lo ha preso? L'ho preso sia dal Pulvirenti Giuseppe, sia da Nino Pulvirenti e sia anche da loro, perché si vandavano questi qua, perché naturalmente avevano fatto un fatto eclatante ed erano, si vandavano e avevano acquistato punteggi insieme all'organizzazione e non facevano altro che nei confronti, specialmente con noi di San Pietro Carenza, perché io so la stessa cosa, come noi facevamo discorsi tra di noi contro lo Squillaci li faceva anche contro tra di noi, anche perché devo dire che noi insieme al nostro gruppo di San Pietro Carenza avevamo 2 ex appartenenti a quel gruppo e ci avevano un po' raccontato come questo signore. 2 ex appartenenti, cioè 2 persone? 2 persone che prima facevano parte del gruppo di Pippo Squillaci, Martiddina, e poi ci sono stati dei discorsi e sono stati assorbiti dal gruppo di San Pietro Carenza. E chi erano queste 2 persone? Queste 2 persone erano, uno si chiamava Coppolino Ferruccio e uno si chiama Giuseppe Raffa. Giuseppe? Raffa, detto Pippondacca. Se ritiene il pubblico ministero potremmo anche ritenere chiuso questo argomento. Presidente, l'argomento Squillaci, voglio dire. Ma stiamo parlando degli imputati Cocuzza Presidente, il problema è questo, che del fatto del Sigros. Presidente, dico, lo Squillaci ci interessa, ovviamente non ho interessi particolari ad approfondire la figura di Squillaci, ma Squillaci ci interessa perché alcuni personaggi che rispondono di 416 bis sono chiamati a rispondere di questo reato in quanto la contestazione è che facciano parte del gruppo diretto da Squillaci, quindi evidentemente la posizione può rilevare sotto questo profilo. Comunque su Squillaci non devo fare altre domande e tutte le domande sono state fatte in funzione della vicenda del Sigros. Lei ha detto di una riunione che si era tenuta, nella quale si era deliberato. Presidente, chiedo scusa signor pubblico ministero, le chiedo scusa, sono l'avvocato Di Giorgio. Lei ha detto una cosa che se può chiarirmela. C'è una contestazione in questo processo dove si dice che ci sono 2 imputati che rispondono di 416 bis in questo processo perché fanno parte del gruppo di Squillaci? Cocuzza mi pare che ecco, lei leggendo non nel capo di imputazione, in punto di fatto dalla motivazione del provvedimento, se il gruppo... io volevo la contestazione, mi pare che non prevede questo. Per mia conoscenza, perché mi sarei... ma sono fatti conosciuti dagli imputati perché si presuppone che abbiano letto ma per dire la contestazione quindi non era per la contestazione fa riferimento all'Associazione Santa Paola. Grazie. Ritornando alla riunione, lei ha parlato di una riunione in cui si è deliberato l'attentato al Sigros. Ci sa dire questa riunione dove ebbe luogo? Questa riunione ebbe luogo in via Ramandetta, in quello stabile lì al primo o al secondo piano che ho detto poc'anzi, dove era in uso o ne usufruiva Alfio Fichiera, dove c'era una ditta che vendeva computer o una cosa del genere. Sì. Lei partecipò a quella riunione? No, io non partecipai. Quindi tutto quello che sa di questa riunione le è stato riferito?
Sì, mi è stato Che le è riferito. stato riferito da chi? Da chi ha partecipato, e E in chi particolare da Nino Pulvirenti. E oltre il Pulvirenti, che lei sappia, chi partecipò a quella riunione? Ma in quella riunione partecipò il Franco Stimoli, partecipò Aldo Ercolano, Carletto Campanella, e Natale De Raimondo e Alfio Fichiera. Poi altri può essere che c'erano, però Non se le ricordo. non me li ricordo, Lei ha non mi è detto stato che detto. l'attentato fu voluto da Santa Paola. Questa circostanza come fa a saperla? Perché questa qua era un'estorsione un poco particolare, quella del Sigros. Ci faccia capire perché era un'estorsione particolare. Perché era un'estorsione che si riportava in un secondo fine, perché si sapeva che a piano tavola quei depositi sarebbero stati chiusi o sarebbero stati, diciamo, aboliti, che c'era un progetto in corso che dovevano fare un grosso centro commerciale, sempre la stessa catena, a Catania, nella zona industriale di Catania, e questa estorsione rientra in questo complesso di cose ed è un'estorsione voluta non solo da Santa Paola, voluta anche da altre persone. Che significa da altre persone? Da altre persone facenti parte dell'organizzazione mafia. È un'estorsione, diciamo, fatta a livelli di personaggi di Cosa Nostra, cioè operava l'organizzazione del Santa Paola, perché i danni sono stati fatti a Catania, però era un'estorsione che facevano in concomitanza e con il beneplacito dei corleonesi di Dottor Reina. Vorrei un po' che specificasse meglio questo rapporto con gli altri personaggi e qual è la fonte delle sue informazioni. La fonte delle mie informazioni è sia Nino Pulvirenti e sia Aldo Ercolano, perché poi addirittura questa estorsione mi è stato chiesto di portare una persona che si era messa in mezzo per poter far da filtro con i dirigenti di questo gruppo industriale. Naturalmente le notizie si venivano a sapere come andava avanti, come non andava avanti, e poi addirittura non si potevano prendere decisioni se prima non si avevano interscambio di notizie con i palermitani, perché dovevano essere nelle condizioni, doveva essere sia d'accordo Nitto Santa Paola e sia d'accordo Reina o chi per lui. Mi scusi, lei poc'anzi Sì. ha detto che con riferimento all'episodio di San Pietro Clarenza ha confuso i fratelli Caruso con i fratelli Cocuzza. È così? Sì. Ecco, ritornando ai fratelli Caruso, ci sa dire dove, se erano innanzitutto inseriti e in quale organizzazione erano inseriti? Sì, i fratelli Caruso. Presidente, che opposizione alla domanda ha già risposto. Sì, noi E a chiarimento si rigetta l'opposizione. Può rispondere. I fratelli Caruso inizialmente quando lo Squillaci Giuseppe cominciò, diciamo, si inserì nell'organizzazione del Malpassoto, agli inizi lo Squillaci Giuseppe operava unitamente a noi chiamiamo Franco Tedesco, il cognome non me lo sto ricordando, una persona che è stata uccisa dalla nostra no, Franco, cioè quello è il figlio. Il nome adesso non me lo sto ricordando, comunque U Tedesco lo chiamavamo noi.
e operavano assieme nel quartiere Tondicello della Playa, ma più che altro nel villaggio internazionale avevano come base. E queste persone facevano parte di questo gruppo che poi con l'arresto di questo tedesco è stato assorbito da Pippo Squillaci ed è stato diretto da Pippo Squillaci. Poi questo tedesco che di cognome... questo gruppo dove operava? Questo gruppo operava in tutta Catania, nei paesi, operava dove voleva, però aveva come punto di riferimento non aveva piano tavola, aveva la playa più che altro, il villaggio internazionale se la facevano là, e la strada 80 Parmi. Questa persona che si chiama Tedesco, che poi successivamente è stata uccisa dalla nostra organizzazione, di cognome si chiama Cambria, e poi il nome adesso non me lo sto ricordando, Franco è il figlio, il nome non me lo sto ricordando al momento. E poi con l'arresto di questo Cambria lo Squillaci ha preso la direzione totale di questo gruppo, facendosi un gruppo suo e trasferendo come punto di riferimento a piano tavola. Sì? Continui. Un po' di silenzio in fondo, per favore. Nel frattempo però questi fratelli Caruso sono stati arrestati. Posso andare avanti? Sì, può andare avanti. Sono stati arrestati. Quando lei parla dei fratelli Caruso, di quali Caruso sta parlando? Ma io i nomi non me li ricordo. Comunque sarebbe in grado di riconoscerli? Sì, sarei in grado di riconoscerli. E insieme con un certo, mi sembra, Peri Bitter. E poi quando sono usciti dal sono stati arrestati assieme a Peri Bitter? Sì, per un'estorsione mi sembra. Sì. Poi quando sono usciti hanno operato sempre vicino a Matteddina nel gruppo di Squillaci Giuseppe, perché nel frattempo questo Cambria era stato ammazzato. E poi dopo un poco sono di nuovo stati arrestati sempre per estorsione, mentre si andavano a prendere la quota mensile che una ditta, un esercente pagava a titolo estortivo all'organizzazione. Ricorda il nome della ditta? No, il nome della ditta non lo ricordo. Lei conosce un tale soprannominato Testa Rossa? Sì, conosco un tale soprannominato Testa Rossa. Sa qual è il vero nome di questa persona? No, il vero nome non lo so. E questo personaggio col soprannome di Testa Rossa sa se è inserito in un'organizzazione criminale? Sì, è inserito nell'organizzazione Polvirente Santa Paola. Quello che conosco io, Testa Rossa, è un cugino di Salvatore Grazioso. Lo conosce fisicamente? Sì, lo conosco fisicamente. È in grado di descriverlo? Sì, è una persona alta più di 1,80 m. Lei in questo momento sta descrivendo chi? Testa Rossa? Testa Rossa. Testa sì, Rossa. sì. Allora, ce lo descrive? Quello che conosco io è una persona alta più di 1,80 m, è alto e robusto e c'ha la testa rossa, perché ha la testa? Grossa. Sa che attività svolge, se svolge qualche attività lavorativa? Ma quando lo conoscevo io non svolgeva nessuna attività lavorativa, alle volte se ne andava col padre al mercato a prendere la frutta, perché suo padre vendeva frutta. E poi questa persona che conosco io abitava in un appartamento vicino all'abitazione di Salvatore Grazioso. Questo Testa Rossa stiamo sì. parlando? Conosce tale Nino Fuggiascu? Sì. E chi è?
è una persona di San Giovanni Calermo o se la fa lì, però non è che lo conosca, lo conosco così sporadicamente. Cioè lo conosce? Non ho capito. Lo conosco, non ho avuto, cioè, ciao, buongiorno e buonasera. Non ho avuto... Sa se è inserito in organizzazioni criminali? Ma fino a che io ero, diciamo, in libertà, no, era vicino alla nostra organizzazione, era un avvicinato. E in particolare sa a quale gruppo in particolare fosse avvicinato? Sì, era avvicinato al gruppo gruppo in particolare no, però aveva più amicizia col gruppo di Salvatore Grazioso, quello che operava a San Giovanni Calermo. Però se c'era da mettersi a disposizione per noi o per altri, basta che glielo si diceva, lui si metteva a disposizione. Sa se ha rapporti di parentela con qualcuno degli appartenenti al clan del Malpassoto? Ed eventualmente quale? Ma so che ha dei rapporti di parentela con il Grazioso, però che tipo di rapporti non lo so. Sa di specifiche attività delittuose eventualmente commesse da questo soggetto che lei ha indicato come Nino, cioè che ha detto di conoscere come Nino Fuggiasco? Ma so che ogni tanto si prendeva un po' di droga e la vendeva lì sul posto, e poi che faceva usura e rapine. E questo da chi l'ha saputo? L'ho saputo dal Grazioso stesso, che era lui stesso che gliela forniva. E per quanto riguarda Testarossa, di specifiche attività? Testarossa più che altro veniva usato per i furti di macchina, unitamente ad un'altra persona. Poi negli ultimi tempi però, siccome se ne facevano di meno questi furti di macchina, veniva usato in tutto, nelle rapine, qualsiasi cosa che c'era veniva usato. E questo come fa a saperlo? Lo so perché lo vedevo quasi tutti i giorni là, e poi perché con il gruppo di Salvatore Grazioso eravamo strettamente in contatto, che abbiamo fatto un sacco di omicidi assieme, e lui, quando c'erano bisogno le macchine, era quasi sempre lui che le faceva procurare, e ci andava suo cugino Nino Testarossa insieme con Si Giovanni. chiama di nome? Testarossa, poi ha detto un nome, mi pare. Nino mi sembra, e insieme con se non erro il cognome dovrebbe essere Caruso, Nino Caruso se non erro, e dovrebbe insieme con un certo Giovanni, il cognome non lo so, però noi lo chiamavamo Giovanni Balla di merda perché era troppo grasso. Il nome non lo sa, il cognome? Il cognome no, non lo so di questo Giovanni. Mi scusi, allora mi faccia capire, lei ha detto che questo Testarossa Nino si chiama Caruso. Sì. E allora gli altri Caruso di cui ha parlato sono persone diverse da queste o sono le stesse persone? No, sono persone diverse. Quindi allora dovremmo chiarire questo, cioè ci sono due Caruso che fanno parte del gruppo Di Giuseppe Squillaci. Del gruppo Squillaci. C'è un Testarossa che si chiama Caruso che fa parte di quale gruppo? Del gruppo del Malpassoto, precisamente il gruppo di San Giovanni Calermo, diretto da Salvatore Grazioso e Melo Guidotto. Ecco. Poi questo Nino, adesso me lo sto ricordando il nome, quando è uscito dal carcere. Chi? Nino Testarossa. Sì. Quando è uscito dal carcere era a piedi, senza macchina. Siccome aveva una macchina sequestrata e ce l'aveva l'ACI di Paternò e doveva pagare un sacco di soldi per il dissequestro, io gliel'ho fatta dare senza soldi, usando l'amicizia di Saretto Fallica, che era, diciamo, che operava lì a Paternò. Per conto di quale gruppo operava? Operava per conto degli ex alleruziani, strettamente, unitamente, diciamo, era
loro riferivano direttamente a noi e per alcune cose andavamo assieme a Catania, operavano per la famiglia Santa Paolo, però eravamo noi che gli davamo l'occhio. E questa macchina precisamente era una Y10 di color verde scuro, mi sembra, una cosa del genere. Quindi lei sostanzialmente gliela fece... Sì, gliela fece dare e addirittura lui mi fece fare pure brutta figura perché lui l'aveva tenuta, non so, 1 anno e mezzo, doveva pagare un sacco di soldi. Gli ho detto dagli solo le 150.000 lire del carro attrezzi che hanno dovuto prendere per andare a pagare le spese, e invece lui non gli ha dato manco una lira a questi di qua, e questi di qua poi una volta Fallica mi ha detto, dice, lo sai che gliel'ho dovuto dare io le 150.000 lire, mi ha fatto fare brutta figura. Io gli ho detto vabbè, poi te li do io, no? Lascialo stare a quello là, perché quello è tutto senza testa, va. Mi scusi, lei poc'anzi stava parlando di un episodio relativo a Gianni Balla di Merda, ma qual è il riferimento e la connessione con questo? Con lui, con Testarossa? Sì, perché dapprima come attività delittuosa ebbe l'incarico di Salvatore Grazioso di occuparsi più che altro del furto delle vetture e faceva coppia lui insieme con questo Giovanni Balla di Merda. Poi in seguito invece gli ha fatto fare un po' di tutto. E il nome scusi un attimo, il vero nome di Nino Fuggiasco non riesce a ricordarlo? Nino Fuggiasco. No, non riesco a ricordarlo. Conosce Colaianni Michele? No. Conosce tale Di Bella Giovanni? Sì. E chi è? Di Bella Giovanni, quello che conosco io è una persona che fa parte dell'organizzazione della Santa Paola e precisamente è inserito nel gruppo di Picanello, quello diretto prima da Carletto Campanella e successivamente da Turi Cristaldi. Ce lo sa descrivere questo Di Bella? Innanzitutto è sicuro del nome? Il cognome sono sicuro, il nome non sono sicuro. E ci vuole descrivere questo Di Bella di cui ha appena detto, inserito nel gruppo di Campanella? Questo Di Bella che ho detto del gruppo di Campanella è una persona alta, 1,65 circa, capelli chiari, biondo un po' sul rossiccio, carnagione rosea e gli occhi chiari. E all'epoca aveva un Mercedes, mi sembra 190. Come fa a sapere che era inserito nel gruppo Santa Paola? Lo so perché lo vedevo lì e più volte ci ho parlato e poi abbiamo risolto alcune cose assieme. Che cosa avete risolto assieme? Una volta una famiglia che abitava a San Pietro Carenza aveva avuto dei disturbi e siccome il marito di questa signora era un impiegato alla base di Segonella e gli interessava a Carletto una cosa del genere, ci mandò a dire di sistemare questa cosa perché avevano avuto un disguido e si erano presi a botte con un vicino di casa. E così noi fecimo. Dopodiché questa cosa non è che venne sistemata con una sola discussione, abbiamo diversi incontri e una volta venne il Di Bella. Aspetti un attimino, facciamo cambiare.
Quindi venne il Di Bella? Una volta venne il Di Bella, naturalmente venne il Di Bella, lì parlava a nome di Carletto, per il gruppo in cui era inserito, quindi c'è bisogno di... Poi lo sapevo perché lo vedevo sempre là, quando certe volte o non trovavo a Salvatore Cristaldo o qualcun altro di quel gruppo che dovevo parlare, trovavo a lui e capitava che o glielo lasciavo detto a lui oppure gli dicevo se sapeva dove li potevo rintracciare. Sa dove abita questo Di Bella? No, dove abita no. E quanti anni può avere? Ma questo qua una trentina, anno più, anno meno. Di specifiche attività delittuose eventualmente commesse oltre questo episodio è in grado di riferire? No, per questo Di Bella no. Poi un altro Di Bella Giovanni io lo conosco, noi lo chiamiamo Giovanni Papera. Giovanni? Giovanni Papera è una persona inserita nell'organizzazione del Pulvirenti e precisamente fa parte del gruppo di San Giovanni La Punta. Capeggiato da chi quel gruppo? Quel gruppo è diretto da Camillo Pulvirenti e lo stesso, cioè da tutte e due più che altro, da Giovanni Di Bella e Camillo Pulvirenti. Ed è in grado di riconoscerlo? No, vabbè. Sì, questa persona. È in grado di riconoscerlo? Sì. Conosce un tale soprannominato o comunque chiamato Micheleggiu? No. Comis Giovanni? Sì. E ci sa dire chi è? È una persona che fa parte dell'associazione del Santa Paola e precisamente è inserito nel gruppo di Picanello, diretto da Carletto Campanella e poi successivamente da Salvatore Cristaldi. Successivamente cosa significa? Dopo l'arresto di Carletto Campanella, per qualsiasi cosa prendeva la parola Salvatore Cristaldi, ha preso il posto, la direzione di quel gruppo. Lei da quanto tempo lo conosce a Comis? Ma io a Comis Giovanni l'ho conosciuto nel 1989 in carcere. Sì. E poi l'ho visto un sacco di volte fuori. In quale carcere e in quale braccio? L'ho conosciuto nel carcere di Piazza Lanza nel 1989, come ho detto prima, nel braccio sinistro e precisamente eravamo detenuti, io alla 45 e lui di fronte, mi sembra che era la 50, una cosa o 49. Sa riferire di specifici fatti attribuibili al Comis? So che è una persona che sa maneggiare bene gli stupefacenti, abile nella manutenzione degli stupefacenti. Questo come fa a saperlo? Perché lo dicevano lì insieme al suo gruppo. Chi lo diceva? Lo diceva pure il suo capogruppo, Salvatore Cristaldi. E poi niente, poi di particolare io quello che faceva non glielo so dire, perché io quando c'era qualche cosa parlavo direttamente con il responsabile del gruppo. Cioè con chi? Con Salvatore Cristaldi e prima di lui con Carletto Campanella. Lei mi scusi, quando è stato arrestato? Io sono stato arrestato il 25 marzo del 1993. E a quell'epoca il Campanella era libero o era detenuto? No, già era stato arrestato almeno un anno prima, se non erro. Di altro sul Comis?
Niente, era uno diciamo di quelli attivi lì. E poi un'altra volta dovevo parlare con Salvatore Cristaldi per un'estorsione in cui avevano chiesto il mio intervento, e lui insieme con il Di Bella, quello che ho detto prima, quello biondo di Picanello, mi portarono in un appartamento vicino Aci, dopo Aci Trezza, dove era latitante Salvatore Cristaldi. Cioè lei sostanzialmente andò a trovare il Cristaldi in questo appartamento? Sì. E fu condotto dal Comis? Fui condotto da Giovanni Comis e da quel Di Bella, che non mi ricordo il nome, che ho detto prima, quel ragazzo biondo di Picanello. E questa casa ha detto Aci Trezza? Dopo Aci Trezza, era diciamo vicino Capomolini, adesso di preciso non me lo ricordo, lì hanno fatto un sacco di... prima di Capomolini. Ecco, sa nella disponibilità di chi fosse questa casa? La disponibilità ce l'aveva Salvatore Cristaldi, però di chi era la casa non lo sapevo, lui era latitante e si trovava lì, e essendo che io avevo chiesto di incontrarmi con lui mi condussero là. E poi questa questione, mi pare che lei accennasse ad un'estorsione, ricordo male? Sì, era un'estorsione che loro stavano facendo ad un ristorante vicino il rifornimento, vicino il ponte di Vaccarizzo, proprio dove c'è. E che questo del ristorante si era rivolto ad un esponente dell'organizzazione del Malpassoto per potergli sistemare la cosa, e io lo andai a trovare per sapere come, siccome noi gli avevamo dato al telefono la nostra parola d'ordine. Qual era? Il caffè. Sì. Naturalmente gli abbiamo dato il caffè a San Pietro Clarenza, lui sapeva che a San Pietro Clarenza c'eravamo noi, e in quel tempo ero io che mi interessavo della direzione di quel gruppo. Mi mandò a chiamare con un cugino di Carletto Campanella, adesso il nome non me lo sto ricordando, e mi disse che... Scusi, lei ha già parlato di un cugino di Campanella? No, non è Alfio Campanella, no, è un altro, sì. È un ragazzino questo di qua, e mi disse che mi volevano parlare. Io sono andato lì e gli ho detto, dice così ci hanno fatto la parola d'ordine. Gli ho detto sì, l'ho fatta fare io, e dice siamo noi che stiamo facendo l'estorsione. Cioè chi era a fare l'estorsione? Era il gruppo di Picanello. E allora ho detto, quello si è rivolto a noi, adesso sistemiamo la cosa, mandoglielo a dire a Turi come mi devo comportare. Turi chi? Turi Cristaldi. Sì. E lui mi fece, dopodiché mi diedero un appuntamento e mi portarono, dopo un paio di giorni, adesso non lo ricordo quanto passò esattamente, mi portarono da lui e mi portarono in questo appartamento di lì, vicino Capomolini. E dico, ebbe soluzione questa estorsione? No, non ebbe soluzione, perché poi il proprietario di questa attività commerciale, che si era rivolto ad un membro della nostra organizzazione, prima era disponibile a tirare fuori una decina di milioni più lo stipendio al mese, e il Cristaldi gli stava bene, e poi cominciò a mangiarsi le parole. Dopodiché io gli dissi che questo di qua non mi piaceva e che sentivo puzza sotto il naso e che era meglio abbandonare tutto, perché questo qua si poteva rivolgere alle forze dell'ordine, l'avremmo ripresa in seguito e gli avremmo fatto dei danni. Dovrebbe parlare più lentamente e più forte, vicino al microfono.
Sì. Chiedo scusa Presidente, comunque l'imputato in questione potrebbe evitare di aggiungere altre parole che non c'entrano con la richiesta fatta. Chiaramente. Crisafulli Francesco. Sì, lo conosco. Chi è? È una persona che fa parte dell'organizzazione della Santa Paola e precisamente è inserito mi sembra nel gruppo di Picanello, ma lo vedevo spesso sia a Picanello che al Motellagip da Marcello D'Agata. Lei sa se ha qualche soprannome particolare? Ma se non erro si dovrebbe chiamare Franco Cagazza. Sa se ha rapporti di parentela con qualcuno degli appartenenti all'organizzazione Santa Paola? Ma ho sentito dire che dovrebbe essere un cugino di Tucci Salvatore, Turdelova. Quando l'ha conosciuto lei? Ma l'ho conosciuto nel 1991 o 92, verso la fine del 91 e inizio 92. Il fatto che sia inserito nell'organizzazione da chi le è stato riferito? Ma mi è stato riferito, lo vedevo là, non è che c'è qualcuno in particolare che mi ha detto vedi che questo, cioè frequentava quei posti, ci salutavamo e poi se ne parlava insieme all'organizzazione di questo ragazzo. Sa di specifiche attività delittuose eventualmente commesse dal Crisafulli? No, di specifiche attività delittuose no, so che è un bravo rapinatore. E questo come fa a sapere? Perché lo si vantava insieme all'organizzazione che era capace, aveva fatto un sacco di belle rapine. Di qualcuna in particolare è in grado Presidente, di mi dire? scusi, c'è opposizione. Si accoglie l'opposizione. Presidente, dico al di là del fatto che non so neppure se l'imputato è in grado di rispondere, però è evidente che dire che è un rapinatore è un'affermazione generica, dire che ha fatto la rapina l'esercizio commerciale è un fatto specifico. Scusate, io ho creduto di sentire che non conoscesse di fatti specifici, poi ha detto che era un rapinatore e io... No, scusate, la premessa... Sì, Presidente, lei ha sentito benissimo, perfetto. Non conosce gli specifici fatti delittuosi, quindi è implicita in questa risposta. Sì, Presidente, però dico, la non successivamente ha detto che era un buon rapinatore e si vantava e nell'ambito del gruppo era vantato per questo. Come abile rapinatore, sì, ma dico nella premessa mi pare implicito il discorso che non... Presidente, dico, io riformulo la domanda, lei non l'accoglie. Presidente, io riformulo la domanda, lei me la rigetta. No. Presidente, mi scusi. Dovremmo risentire il verbale, perché se la premessa è corretta, cioè se io ho sentito bene quando il collaborante ha detto che non ne conosce l'attività delittuosa, ma che mi ha sentito parlare come di un abile rapinatore, mi pare che non andare a cercare la singola rapina. Presidente, io credo... Se posso interloquire, poi signor Presidente, magari quando riterrà lei, se posso avere la parola. Grazie. Presidente, se mi fa finire il mio pensiero è questo, io credo che vale ora e vale per sempre per tutto quello che potremmo dire in seguito. Io credo che le risposte all'interrogatorio e all'esame non sono le risposte ovviamente di un gioco a quiz.
Quindi è possibile in qualunque momento che la persona interrogata, sia il Malvagna sia qualunque altra persona, risponda ad una prima domanda no, non lo so. Poi di fronte ad un'altra domanda, e qui il problema è della valutazione poi dell'attendibilità, voglio dire che se il signor Malvagna dicesse ha fatto, ho saputo, ricordo ora, ha fatto la rapina là, la rapina lì, dico, credo che sarebbe importante per la Corte acquisire questo elemento. Quindi io credo che la domanda io la riformulo. Questo, mi scusi il pubblico ministero, io concordo con lei quando mi dice che se il dichiarante a un certo punto ricorda una cosa, questo è una cosa diversa dalla sollecitazione, proprio perché la valutazione di un ricordo sollecitato è diverso di quello di un ricordo spontaneo. Sì, Presidente, ma questo attiene alla valutazione della parola Martini. Io posso anche tornare indietro sulla mia decisione di non ammettere la domanda, ma mi pare scontato il discorso che poi come valutazione, se torno a dire, è esatta la premessa. Io ritengo che c'è stata questa premessa. Va bene, Presidente. Mi pare ora inutile andare a cercare discorsi di questo genere. Lei poc'anzi ha parlato di Cristaldi Salvatore. Ricordo bene, lei ha detto che Cristaldi Salvatore dopo la cattura di Campanella era il punto di riferimento del gruppo di Picanello. Sì. Ecco, innanzitutto lei da quanto tempo conosce il Cristaldi Salvatore? Ma io lo conosco dal 1991. In che occasione l'ha conosciuto? È lì, in un'occasione che sono andato a Picanello. Cioè, in quella occasione relativa all'incontro mentre era latitante? No, in un'altra occasione, nei soliti giri che si fanno, uno che si incontra. Ho visto anche perché Cristaldi è stato per lungo tempo detenuto e quando l'ho conosciuto io mi sembra che era stato da poco scarcerato. Ecco, come fa a dire che il Cristaldi era il punto di riferimento del gruppo di Picanello dopo la cattura di Campanella? Dopo l'arresto di Campanella? Perché ho avuto i contatti diretti. Dopo la cattura di Campanella io mi rivolgevo a Salvatore Cristaldi. Aldo Ercolano, che era il capo di Cina e che organizzava, perché dopo la cattura non la cattura che si è consegnato del Campanella, Aldo Ercolano è diventato il capo di Cina, lui della famiglia di Catania. Quando mi doveva dire una cosa che dovevo passare da... Quindi il periodo in cui sarebbe diventato capo di Cina quale sarebbe? L'Ercolano? L'Ercolano, per quello che ne so io, dopo l'arresto di Carletto Campanella. In che anno siamo? Suggerisce giustamente il difensore. Siamo nel 1991. Ma naturalmente non è che Aldo non aveva questa carica, però era sempre nelle riunioni che si facevano, era sempre lì vicino a Carletto Campanella quando si prendevano le decisioni importanti e le decisioni concernenti l'associazione di Cosa Nostra. Cioè, non ho capito, lei ha detto Aldo non aveva questa carica, ho capito male. Che significa non aveva questa carica? Aldo, per quello che ne so io, questa carica l'ha avuta dopo l'arresto di Carletto Campanella. Ho capito. Però prima di questo arresto, quando il capo di Cina noi ci rivolgevamo a Carletto Campanella, quando vi erano le riunioni e delle cose importanti, vi era sempre anche presente Aldo, quindi può essere che questa carica ce l'avesse, però che io non lo sapevo. Lei sa se l'Ercolano ricoprisse anche altre cariche oltre quella di capo di Cina in quel periodo indicato da lei? No, io ho saputo solo della carica di capo di Cina che ha ricoperto, per quello che è a mia conoscenza, dopo l'arresto di Carletto Campanella.
di specifiche attività delittuose commesse eventualmente da Cristaldi Salvatore? Ne è al corrente? E già l'ho detto, quello dell'estorsione e poi niente, poi come diciamo le solite cose che si fanno nell'organizzazione, c'è bisogno di una mano, ci davamo una mano reciproca, però direttamente con me non ha mai commesso